24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Dobbiamo utilizzare al meglio le poche risorse disponibili e moltiplicare gli effetti delle iniziative, mettendo in sinergia tutte le attività promozionali relative al settore primario, non solo quelle direttamente finanziate dalla specifica partita del bilancio regionale, ma anche quelle che trovano sostegno finanziario in altri strumenti, ad esempio il programma di sviluppo rurale o i fondi della OCM Vino per iniziative nei paesi terzi. Lo ha ribadito l'assessore regionale al commercio estero Marino Finozzi, che di concerto con il collega all'agricoltura Franco Manzato ha sottoposto all'approvazione della Giunta il programma promozionale delle produzioni venete del settore primario per il 2012. Sul documento si era espressa favorevolmente la competente commissione consigliare. Rientrava in Italia il giorno di Pasqua, teneva in braccio la sua bimba di 6 mesi, ma al posto del latte in polvere trasportava invece della cocaina. La ragazza, una ventenne con cittadinanza italiana ma nata a Santo Domingo, era da poco sbarcata all'aeroporto Catullo di Verona Villafranca, proprio in arrivo da Santo Domingo via Roma. Subito i controlli effettuati sul bagaglio, una borsa a portacomputer, avevano dato esito negativo. La Guardia di Finanza ha provveduto comunque ad approfondire gli accertamenti e nel doppio fondo della borsa hanno rinvenuto la sostanza stupefacente, ovvero 1,220 kg di cocaina, la quale, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 150.000 euro. La giovane ragazza è stata così arrestata e tradotta presso il carcere di Montorio. Cortina d'Ampezzo per Pasqua si è davvero popolata, con buona pace e soddisfazione degli operatori turistici che stanno ancora soffrendo per una stagione maledetta. La cittadina dolomitica ha visto la riapertura delle seconde case e quindi si è popolata, ma contro ogni aspettativa c'è stato l'afflusso anche di tanti turisti, tant'è che il 50% degli alberghi ha aperto per accogliere i turisti. Aperte anche le piste più belle, Faloria, Ravalles, Colgallina, Cinque Torri e Lagazzuoi, dove si sono visti anche domenica tantissimi sciatori nonostante un tempo incerto tra sole e nuvole, ma soprattutto un forte vento. A stupire anche una nevicata notturna che ha portato sulle Dolomiti Venete dai 10 ai 30 cm di neve fresca intorno ai 2000 metri di quota. 2 stranieri e un italiano sono stati arrestati dai carabinieri di Conegliano, nel Trevigiano, per aver aggredito, ferito e rapinato un'anziana. Si tratta di un polacco di 20 anni, residente in provincia di Pisa, di un tunisino di 22 anni e di un italiano di 24 anni, tutti e 3 pregiudicati. I 3, a bordo di un'auto rubata annuale nel veneziano, hanno avvicinato un'anziana di 73 anni in una via del centro di Conegliano e l'hanno aggredita per sottrarle la borsa. I rapinatori, in fuga, sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri. Uno dei malviventi è stato subito bloccato, mentre gli altri 2 sono stati arrestati alcune ore dopo nelle campagne limitrofe. Avevano parcheggiato un'auto rubata nel garage di un loro conoscente e per questo 2 giovani dell'Est Europa sono stati arrestati dalla polizia di Venezia. È accaduto a Marghera, dove uno straniero ha chiamato il 113 segnalando che un suo conoscente aveva parcheggiato nel garage una macchina probabilmente rubata. Sul posto è intervenuta una pattuglia delle volanti che ha accertato la reale provenienza illecita della vettura, oggetto di un furto avvenuto lo scorso 4 aprile a Mirano. In seguito agli accertamenti, gli agenti hanno rintracciato 2 uomini dell'Est, un romeno di 25 anni e un moldavo di 19 anni, che sono stati arrestati e condotti in carcere per il reato di ricettazione. L'industria del nord affossata dai fallimenti. In Lombardia oltre 7.000 imprese chiuse dal 2009. Milano prima in negativo tra le province con un insolvency ratio quota 34. Tengono le piccole regioni e le aree del nord-est, tutti in particolare su industria e finanza. 24
24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.